La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha chiesto una nuova attività integrativa di indagine nel processo a carico dei 15 imputati coinvolti nel maxi sequestro di ben 5 tonnellate di cocaina avvenuto la scorsa estate a Porto Empedocle nel blitz del 19 luglio del 2023. Si trattava del più grande sequestro eseguito in Italia. Il sostituto procuratore Federica Lachioma ha prodotto nuovi video relativi all'operazione in mare. I nuovi filmati saranno depositati per essere poi analizzati e visionati dalle parti. Il processo, che si sta celebrando nell'Aula Livatino ad Agrigento per ragioni di spazio e sicurezza, è in corso davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale. Sul banco degli imputati siedono i membri dell'equipaggio della motonave Plutus e del peschereccio Ferdinando d'Aragona. Si tratta di 15 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al trasporto, commercio, detenzione di sostanze stupefacenti aggravata dalla transnazionalità e dall'ingente quantitativo. Il processo riprenderà il prossimo 28 ottobre, giornata in cui in aula verranno visionate le nuove immagini prodotte dai pubblici ministeri. Poi si proseguirà con l'audizione del Maggiore Buongiorno, in servizio al nucleo polizia della Guardia Economica di Finanza di Palermo. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Marino, Liberati e Paola Polizzi. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Federica Lachiona. Non ha soltanto permesso di sequestrare 5 tonnellate di cocaina, ma ha fatto luce su un articolato gruppo di trafficanti. Le indagini nascono dal ritrovamento di ben 56 kg di hashish nella disponibilità di 2 pregiudicati palermitani. L'attività investigativa ha così permesso di ricostruire movimenti telefonici effettuati esclusivamente da utenze criptate olandesi. Si è così delineata, con il proseguo delle indagini, una ben radicata organizzazione criminale dedica al narcotraffico, operativa tra la Sicilia e la Calabria. Il blitz scattò la notte del 19 luglio 23. Gli investigatori tennero in occhio la motonave Plutus, battente a bandiera di Palau, piccolo arcipelago vicino alle Filippine. L'imbarcazione effettuava movimenti anomali, cambi di rotta, non comunicava gli spostamenti all'autorità. È proprio in quel momento che entra in scena il peschereccio Ferdinando d'Aragona, che circa 40 miglia dalle coste italiane recupera una serie di pacchi gettati in mare. La Guardia di Finanza entra così in azione, blocca il peschereccio portandolo nel porto più vicino, Porto Empedocle. Vengono così rinvenuti 187 colli contenenti 24 panetti ciascuno, 5,3 tonnellate di cocaina. La nave Plutus aveva tentato una fuga, è stata bloccata in seguito e portata nel porto di Termini Imerese.